Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera ci occupiamo della questione dell'Afghanistan. Ne stanno parlando in tutto il mondo, abbiamo visto quanto è successo, i talebani sono tornati al potere, hanno ripreso Kabul da lì, dall'aeroporto, abbiamo visto scene incredibili di persone in fuga, persone che si sono addirittura aggrappate ai carrelli degli aerei, mamme che hanno gettato i figli al di là del filo spinato cercando proprio che i soldati americani li portassero in salvo. Insomma, una situazione molto complessa e complicata. Queste situazioni portano delle conseguenze anche sui nostri territori, naturalmente, perché tutto il mondo è coinvolto. Noi siamo qui, la vedete alle mie spalle, c'è la base di Aviano che sta dando supporto proprio per i ponti aerei che stanno portando i profughi e personale militare civile americano, come è successo anche per l'Italia. E proprio in queste basi, quella di Aviano, quella di Sigonella, abbiamo visto arrivare gli evacuati dall'Afghanistan. Una situazione che non è nata oggi, anche se c'è stata una repentina evoluzione, ma che ha radici profonde. Noi per parlare di questa questione siamo in compagnia questa sera del generale Vincenzo Santo, che è stato generale di Corpo d'Armata, capo di Stato Maggiore nel 2014 proprio in quei teatri di guerra a Kabul, all'interno delle missioni ISAF e Resolute Support. Allora, buonasera generale, grazie mille per essere qui questa sera con noi. Intanto partiamo proprio da quegli anni in cui lei era lì con un ruolo assolutamente importante a livello internazionale. Ecco, di che cosa si occupava e qual era la situazione che gestiva e che vedeva a Kabul? Svolgevo la funzione di capo di Stato Maggiore della missione NATO, naturalmente, senza trascurare il fatto che gli americani avessero in contemporanea una loro missione, diciamo, più combat che non quella, diciamo, di assistenza e di mentoring della NATO. Parliamo del periodo tra il 2014 e il 2015 che ha visto anche la transizione dalla missione di ISAF a Resolute Support, un cambio importante anche dal punto di vista politico, perché Karzai si era reinsediato come presidente dell'Afghanistan e ci fu anche un piccolo impasse politico in quel periodo là, in quanto Karzai forse pensava di poter risolvere la questione politica con i talebani, quindi con la controparte a modo suo, si era per certi versi, diciamo, rifiutato per un attimo di convalidare quello che erano gli accordi, i memorandum of understanding tanto con la NATO quanto con gli americani stessi. Poi la cosa venne risolta in qualche maniera. Il comando lì a Kabul era un comando essenzialmente americano. Noi dobbiamo mettere ben chiaro una cosa fondamentale: la missione in Afghanistan è stata esclusivamente di ordine americana. La NATO ha partecipato come tutti gli altri paesi, i partner, ma sicuramente hanno sempre avuto un ruolo importante sul terreno, perché i nostri soldati, la NATO ha partecipato in maniera fattiva per costruire quello che è uno strumento, diciamo, bellico, uno strumento di potere del nuovo Stato. Però dal punto di vista decisionale non c'è dubbio che tutto era in mano agli americani. Il comandante era americano, il comandante sovraordinato, l'unico non americano, risaliva a Brunsum in Olanda, per poi fare capo al comandante supremo alleato in Europa, che era comunque americano. È chiaro che le direttive politiche del Pentagono e del segretario di Stato americano erano fondamentali. Ecco, veniamo ai giorni nostri, per quanto è successo, insomma, nelle scorse settimane. Una situazione che è sembrata essere molto rapida, almeno da quello che è apparso da qui. È stato così o qualcosa già stava covando da tempo? Intanto dobbiamo chiarire che in termini di ritiro non è stato Biden il primo. Il primo a parlare di ritiro fu Obama, poi ovviamente gli alleati probabilmente ebbero qualcosa da dire, la cosa venne trasformata in Resolute Support. Poi c'è stato Trump, il quale ha rinnovato il discorso del ritiro, e non dimentichiamo che fu Trump ad avviare le discussioni, il tavolo di discussione con i talebani a Doha, parliamo del febbraio del 2020. Biden ha messo in atto quello che altri hanno deciso, forse in maniera frettolosa. Questo è da vedere, certo, che qualsiasi, chiamiamola, sconfitta non è mai elegante. Quello che probabilmente sul piano tattico è stato sottovalutato probabilmente è quanto l'esercito afghano avrebbe retto a una controffensiva da parte talebana, i cui primi segni erano già mesi che si vedevano. Poi andare a vedere, a verificare se il vertice politico abbia o meno ascoltato i militari o l'intelligence, questo lo sapremo forse tra qualche anno, quando la storia verrà definitivamente scritta.
Abbiamo visto scene incredibili appunto di persone che cercano la fuga da quel paese, si sentono naturalmente in pericolo perché sicuramente il regime talebano non è dei più morbidi. Ecco, si poteva iniziare prima questa evacuazione, in parte è già cominciata, si potevano salvare più persone, chi rimane lì adesso che cosa rischia? Beh, probabilmente sì, io non ho problemi a dire che probabilmente dal punto di vista tattico qualcosa è scappato di mano, quindi una responsabilità dell'intelligence, delle valutazioni sul terreno è indubbia. Resta il fatto che ovviamente andando via c'era meno gente che potesse produrre intelligence e quindi avere il polso della situazione per capire effettivamente cosa potesse accadere. Certo è anche che gli afghani privati di quello che è il supporto aereo in termini di velivoli della fissa o di elicotteri, anche perché i tecnici che chiaramente avevano gli americani furono rimpatriati, questo ha chiaramente colpito quello che poteva essere il morale, quindi la solidità e la voglia di combattere dei soldati afghani stessi. Questo non lo possiamo non dire naturalmente. Poi noi i talebani li conosciamo a lunga strada, in 20 anni credo che abbiano imparato moltissimo anche in termini di comunicazione. È chiaro che adesso intanto godono di un'attenzione internazionale maggiore di quanto non avessero nel 2001, 20 anni fa, ed è quello che probabilmente cercano di instaurare, cioè avere un riconoscimento maggiore a livello internazionale e quindi si presentano con un volto più pulito per fare breccia in quello che possono essere i cuori, io li chiamo i cuori di panna, ma non dimentichiamo che i talebani sono entrati al potere, hanno ripreso il potere e quelli sono, tra qualche settimana probabilmente i riflettori e le telecamere si spegneranno e poi staremo a vedere quello che effettivamente potrà accadere. Intanto hanno dato un termine che è quello del 31 agosto, hanno detto che gli americani devono lasciare assolutamente il territorio entro quella data, altrimenti dovremo reagire e naturalmente le loro minacce sono sempre vere poi alla fine. Ecco, che cosa c'è da aspettarsi da questo punto di vista? Beh, questo adesso lo vedremo, c'è il primo ministro, il premier britannico che spinge su Biden in queste ore nel G7, probabilmente stiamo cercando di convincerlo a dilazionare questa data. C'è anche altro da esaminare, cioè i talebani ovviamente non controllano tutto l'Afghanistan e questo noi lo sappiamo e ovviamente dedicare molte risorse in termini di uomini, mezzi, materiali intorno a Kabul, soprattutto focalizzando l'attenzione operativa su Kabul, distrae risorse che potrebbero essere impiegate altrove e questo è un aspetto di carattere operativo che dobbiamo anche comprendere. Che cosa accadrà? Io questo onestamente non abbiamo la sfera di cristallo, però può darsi pure che possano intervenire degli accordi taciti tra le parti, tra americani e talebani, possano consentire qualche dilazione. Ricordiamo che la prima timeline era stata fissata da Trump e poi anche da Biden per l'11 settembre. Adesso vedremo onestamente. Come si inserisce l'ISIS in questo quadro? Perché è sempre una minaccia che rimane velata, nascosta, paurosa. Beh, una minaccia è non soltanto la ricostituzione di quella che è una lega, l'Alleanza del Nord. Un'altra minaccia importante per i talebani è sempre l'ISIS, che è chiaramente una struttura che stava già nel 2014 crescendo in Afghanistan, tant'è anche per via dei finanziamenti che l'ISIS stesso riceveva con gli uomini, il mio ufficiale intelligence americano, eravamo convinti del fatto che ci fossero molti talebani che maglietta bianca, cambiassero la maglietta bianca in maglietta nera e passassero all'ISIS per questioni anche di paga naturalmente, però certo è il fatto che i talebani hanno come nemico non soltanto gli americani o le truppe occidentali che comunque stanno per andare via, soprattutto l'ISIS, ed ecco perché hanno premura perché si possa risolvere il problema dell'aeroporto di Kabul e le forze americane e altre possano lasciare definitivamente il paese. Ecco, anche per far capire ai nostri telespettatori, lei che ci ha vissuto, come si vive in quel paese, qual è il clima che si respirava allora e quale potrebbe essere oggi il clima in cui vivono le persone, cioè chi rimane lì, gli afghani che resteranno a Kabul, le donne soprattutto. C'è molta attenzione naturalmente perché sappiamo quali sono anche le possibili ritorsioni dei talibani sulle donne.
Noi parliamo di un paese che 20 anni fa fu preso, diciamo, da una situazione sociale che potremmo associare al VII-VIII secolo d.C., diciamo, in Europa. L'abbiamo portato più avanti nella storia, ma sicuramente parliamo più specificatamente di quelle che erano in realtà delle maggiori città. Kabul non è l'Afghanistan, così come Herat o qualsiasi altra città. Se si vanno a vedere le fotografie anni 70 di Kabul si vedono donne libere, in minigonna, con un paese, diciamo, allora sotto la monarchia, che aveva una sua libertà in termini di costumi. Qualche anno fa, pur essendoci le forze della NATO e gli americani, quindi, diciamo, il mondo occidentale riversato a aiutare questo paese, insomma, la civiltà, le tradizioni di carattere islamico si vedevano naturalmente. Ora, la Sharia è la Sharia. Non possiamo pensare che i talebani possano entrare in contrattazione per concedere per il nostro piacere quelle che possono essere delle libertà personali e democratiche, come noi le definiamo, liberali, per quanto riguarda determinate regole della Sharia. I talebani, secondo me, non cambiano, quella è la regola. Loro probabilmente prenderanno a modello per esempio l'Iran. Parliamo di due religioni diverse, l'una l'Iran sciita, l'altro essenzialmente sunnita, ma come modello potremmo pensare a un modello sociale tipo l'Iran, qualcosa nel passato. È un ritorno al passato, secondo me sarà un ritorno al passato con qualche aggiustamento, ma non pensiamo più di tanto, insomma. Un bene o un male secondo lei questo avvicinamento all'Iran? Un male a vederla così? I vicini dell'Afghanistan diciamo sono particolari. Gli americani hanno una loro strategia. Noi pensiamo all'aspetto tattico ed è giusto parlare dei diritti delle donne o quant'altro, ma rischiamo di perdere quello che è un livello secondo me superiore e nel frattempo sbagliamo, secondo il mio punto di vista, derubricare quello che è una capacità di analisi geopolitica che gli americani, unici al mondo fino a qualche tempo fa, avevano e hanno, e adesso invece devono vedersela con un paese, con una nazione in ascesa che è la Cina. Da qui che cosa scaturisce? Scaturisce il fatto, lo dicevo prima, che gli americani hanno detto ok, io devo a questo punto, perché mi devo dissanguare e perdere risorse in Afghanistan? Come ha detto Biden in un suo primo discorso la settimana scorsa, lui ha detto, ed è molto dirimente questo passaggio del presidente americano, non c'è bisogno che noi stiamo in Afghanistan per combattere il terrorismo. Vuol dire poco, ma vuol dire tutto, nel senso che qualsiasi cosa che possa muoversi in Afghanistan può essere interpretato come un tentativo di attacco, come un movimento terroristico, e quindi prevedere l'intervento anche dal di fuori degli americani. L'Iran sicuramente è contento che gli americani stiano andando via, può prendere maggior piede in quella che è una zona di sua maggiore influenza, parliamo dell'area di Herat. Il Pakistan ha da sempre un'attenzione particolare, un appoggio particolare dato ai talebani afghani. Certo dovrà vedersela con i suoi talebani e non è detto che gli uni vadano d'accordo con gli altri, con una recrudescenza di quello che può essere uno spirito nazionalistico dei Pashtun talebani pakistani, che non riconoscono quello che è il confine, per esempio, tra Afghanistan e Pakistan stesso, no? La Durand Line, per esempio. Questo è un altro fattore. L'Asia centrale è un qualcosa dove si gioca la partita a scacchi, se vogliamo, tra Russia e Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno rinvigorito quello che è un format vecchio, che è il 5+1, praticamente dei paesi del centro Asia, e con il benestare più o meno amichevole della Russia, che potrebbe rischiare, con l'andar via degli americani, di trovarsi sola a combattere in quella zona, combattere nel senso politico a primo momento, con la Cina. Allora, di questo, perché è un argomento piuttosto interessante, cioè le conseguenze che creerà per il mondo tutto questo, parleremo con il generale Santo subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
Seconda parte di Screenshot, trattiamo la questione spinosa dell'Afghanistan con tutte le conseguenze che sta creando nel mondo. Siamo qui ad Aviano, all'esterno della base USAF, che sta dando supporto per quanto riguarda l'evacuazione di civili e militari proprio dal paese afghano, e lo facciamo in compagnia del generale Vincenzo Santo, è stato generale di Corpo d'Armata e capo di Stato Maggiore proprio in quei teatri, ed è anche editorialista della rivista online Report Difesa. Allora, generale, prima della pubblicità ci eravamo lasciati con questo quadro per quanto riguarda questa situazione geopolitica. Le chiedo come vede l'ammiccamento tra la Cina e i talebani. I cinesi hanno detto, beh, tutto sommato abbiamo trovato delle persone con cui ragionare, e insomma c'è questo ammiccamento in corso. I talebani hanno promesso il fatto che mai più si sarebbero, affiliati al Qaeda. È un falso, secondo me, perché Al Qaeda è tuttora presente in Afghanistan, ma ovviamente ai cinesi premono due cose, secondo me, di primaria importanza. Uno è il fatto che non ci sia un'influenza musulmana nel territorio che confina con l'Afghanistan, anche se il confine tra l'Afghanistan e la Cina è molto limitato, pochissimi chilometri, ma confina con una regione molto sensibile, che è lo Xinjiang, dove ci sono gli uiguri, che sono musulmani, un ceppo turcofano, e chiaramente è al centro dell'attenzione della politica interna cinese. E questo è un primo passo, naturalmente, che i cinesi vogliono chiarire. Seconda questione è lo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Afghanistan. Non è che i cinesi entrino adesso in Afghanistan. I cinesi hanno sempre avuto, per esempio, una concessione da parte del governo afghano, per esempio per quanto riguarda l'estrazione del rame. Poi problemi di instabilità ovviamente li ha costretti ad andare via, ma probabilmente li prenderanno alla mano, perché l'Afghanistan è una miniera, a cielo aperto. Parliamo di rame, parliamo soprattutto di litio, parliamo di altri minerali, compreso l'oro, compreso anche il cobalto e altro, che sono utili oggi più che mai a quella che può essere l'evoluzione dell'industria, automobilistica, soprattutto in proiezione della dimissione del petrolio, del gas e quant'altro. Quindi questi sono due aspetti importanti a cui i cinesi badano molto, ma ovviamente non sarà facile, anche perché, ripeto, i talebani, se governeranno questo Afghanistan, saranno contenti di quelle che sono le modalità di intervento in queste cose da parte dei cinesi. I cinesi, quando intervengono all'estero, intervengono in tutto e per tutto, si portano la manovalanza, si portano i mezzi, i materiali, persino anche da mangiare. E cosa ritorna in tasca oltre a qualche manciata di soldi, che prima che una miniera possa fruttare passerà un bel po' di tempo? Queste sono le domande a cui chiaramente, ma soprattutto la Cina è importante nel quadrante, del sud-est asiatico. Parliamo prima di strategia americana. Gli americani, ovviamente, rispetto a quello che ho detto prima per quanto riguarda la strategia che loro vivono e che Biden, secondo me, riconosce, al di là di quello che lui può dire anche ai telespettatori e al proprio popolo, è il fatto che il quadrante più importante in cui si gioca la partita è proprio il sud-est asiatico, e ovviamente la, indipendenza, non ultimo, di Taiwan, dove le tensioni tra Cina e Stati Uniti sono molto alte. Noi non ce ne accorgiamo perché pensiamo che sia migliaia di miglia lontano, ma probabilmente la partita a scacchi si gioca su quei piani lì, e ovviamente l'Afghanistan, può sembrare strano, fa parte di questa partita. E veniamo a quello che è il ruolo dell'Europa e quelle che saranno anche le conseguenze per l'Europa. Naturalmente adesso si è scattata una sorta di gara di solidarietà, si pensa al popolo afghano, alle famiglie, ai bambini, alle donne, si cerca di metterle in salvo il più possibile. È stato detto che bisogna aiutarli in tutti i modi. Dall'altra parte, un'altra parte politica magari ha più la preoccupazione di quello che possa succedere, degli sbarchi, degli arrivi, di gestire una nuova ondata di immigrazione. Su questo anche la Turchia credo giocherà un ruolo, come ha fatto in passato, importante. Ecco, qual è la sua opinione? Che cosa potrà succedere per l'Europa e quale dovrà essere il ruolo dell'Europa su questa questione? Intanto la Turchia sta, credo, ultimando un muro che delimita il suo confine di
qualche decina di chilometri con l'Iran per evitare questo, ma è chiaro che Erdogan giocherà su questo fatto anche per spilare all'Europa un bel po' di soldi per promettere di bloccare quelli che possono essere dei rifugiati afghani. La partita in Europa si gioca proprio su questo. Non mi pare, stando anche a quello che il premier sloveno ha detto nei giorni scorsi, che ci possa essere un'apertura e una comunanza di intenti per quanto attiene alla distribuzione, all'accoglimento di questi rifugiati. Questo lo vedremo, però parliamoci chiaro, l'Europa oggi come oggi, al di là del fatto umanitario, non è che possa fare molto, e dal punto di vista militare è escluso oggi come oggi, e chissà per quanto tempo, un qualsiasi pensiero di intervento militare, quindi soltanto l'aspetto umanitario è quello che potrà contraddistinguere, diciamo, il fare, l'agire europeo. Se saremo tutti d'accordo. Questi sono rifugiati, quindi hanno sostanzialmente uno status che il diritto internazionale riconosce. Quanti accoglierne? Questo dobbiamo vedere, la capacità anche di imporsi da parte del nostro Presidente del Consiglio, per esempio Draghi, e di Macron, della uscente Merkel, nei confronti di paesi che appaiono restii da questo punto di vista. Sicuramente la nostra regione sta facendo i conti, lo ha fatto in passato, dovrà farlo ancora con la rotta balcanica. Qui c'è qualche timore in più per il possibile arrivo di altre immigrazioni, però come diceva lei, un conto era dire pakistani e afghani fino a poco tempo fa magari non scappano da pericoli di vita, in questo caso però cambia decisamente la situazione, probabilmente, anche se non tutti gli afghani, come ricordava prima, sono sotto la minaccia talebana in questo momento. Noi parliamo essenzialmente e inizialmente di tutti i personaggi che hanno lavorato con i contingenti occidentali, compresa la Turchia ovviamente, ma la Turchia ha una posizione diversa nei confronti dei talebani da sempre, da quello che ho avuto modo di vedere. Quindi parliamo di interpreti, di lavoranti o altro che non abbiamo capito bene effettivamente, al di là delle parole che i portavoce talebani hanno espresso a riguardo, come potranno essere considerati. Se comunque ci sarà una sorta di dimenticanza di quello che hanno fatto, se invece potranno essere considerati ancora dei traditori, ma resta il fatto che non possiamo giocare sull'equivoco, devono essere salvaguardati, poi un domani si vedrà se vorranno tornare, ma non dimentichiamo che forse questa è anche un'occasione per rivedere destra e sinistra quella che è una politica sull'immigrazione, tenuto conto di quello che può essere fatto anche per inserire queste persone in quello che è l'economia italiana, per quello che è il mondo del lavoro. Siamo in conclusione e l'Italia, anche con il proprio ministro degli esteri Di Maio, con il premier Draghi, su questa questione può mettere in qualche modo a voce in capitolo, o di fatto siamo così, insomma, in attesa degli eventi e più di mettere un po' di supporto logistico non possiamo fare? Noi abbiamo la fortuna di avere un personaggio come l'attuale Presidente del Consiglio che sicuramente ha una voce in capitolo ben differente rispetto al passato in ambito europeo, in ambito internazionale. Poi bisogna anche metterci a confronto con dei personaggi che dal punto di vista della politica internazionale hanno ben altro spessore, e questo dobbiamo riconoscerlo, fa parte di un approccio pragmatico, e parliamo dello stesso Macron, parliamo della Germania, parliamo della Gran Bretagna, al di là dei dissapori che possiamo cogliere oggi come oggi tra l'Europa, compreso Johnson e Biden. Ripeto, l'analisi geopolitica è qualcosa che è difficile da porre in essere, noi non la facciamo, siamo andati in Afghanistan, al di là di quello che ottimamente è stato fatto sul terreno, soltanto per seguire gli americani, sperando una loro protezione e copertura in quello che può essere un nostro interesse nel Mar Mediterraneo sostanzialmente. Ma questo obiettivamente non è avvenuto. Allora dobbiamo porci il problema e dire: ma vogliamo un attimino tirar giù un nostro modo di analizzare quello che possono essere le misure geopolitiche per salvaguardare gli interessi nostri in maniera indipendente, ivi compresa un'intelligence indipendente, oppure andiamo sempre al traino di altri? Questa è la domanda da fare, al di là della qualità dei personaggi, altrimenti come Italia credo che staremo sempre sui blocchi di partenza.
Allora, grazie, io ringrazio moltissimo veramente il generale Vincenzo Santo perché ci ha dato una spiegazione di tutto il quadro, sia per averla vissuta in prima persona e sia per seguirla costantemente tutti i giorni. Grazie molte, generale. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Buon pomeriggio. E torneremo allora a parlare anche con il generale, insomma, seguendo gli sviluppi della questione dell'Afghanistan. Questa puntata di Screenshot termina qui, l'appuntamento è per la settimana prossima. Arrivederci.